Pronto Nino? Pronto papà, ho bisogno di parlare con te. Ti aspetto a casa? Dammi solo 2 minuti, o ti imbarazzata papà. Senta papà, aspettati te prego che stasera 2 parole da già dire. Voglio sapere perché tu tutte le sere non guardi più a mamma. Dimmi perché avevi sempre chiagnere e non parlo con nessuno. Ma perché? Che da già di, ormai si è fatto grosso e certe cose giuste che tu devi sapere. S'appiccichiamo sempre perché cose non so come vivere tu. Si cagna e si dispera perché dopo tanto tempo lei non prova amore per il tuo papà. Papà, ma che stai dicendo che sono sti parole? Perché parla così? No, non può essere vero, che non ti va bene, non lo dicere più. Non mi faccio una carezza, sono quasi 3 mesi che non parlo con me. Mi dà le spalle nel letto e poi tutte le mattine non mi faccio caffè. Forse sarà un brutto momento, una cosa da niente, ma parli con mamma. Che da già figlio mio, parlo tu con mamma. No, non ci sta nata ragione vita, se tu vuoi la speranza che mi fa campare. E non voglio più sentire parole, mamma passa da papà. Succede in da vita, ma se stanno i figli bene, di sicuro tutte cose può cagnare. Papà, ma che stai dicendo che sono sti parole? Perché parla così? No, non può essere vero, che non ti va bene, non lo dicere più. Non mi faccio una carezza, sono quasi 3 mesi che non parlo con me. Mi dà le spalle nel letto e poi tutte le mattine non mi faccio caffè. Forse sarà un brutto momento, una cosa da niente, ma parli con mamma. Da già di figlio mio, parlo tu con mamma. Ma sei mancato per 3 mesi, era perduto già speranza. E tu pure con mamma non ce la facevi più. Lo poco per orgoglio e lo poco per scemità. Mo stiamo qua e tutto si può aggiustare. E chiama papà, parite 2 creature a che sei dato.